sa primavera bella se c'è su nido dorata. Alle frilli dei stimata, come
un canto in re, questa puntata dedicata alla gara a chitarra. Pregherei tutti gli ospiti di accomodarsi, così possiamo cominciare questa chiacchierata che quest'oggi vuole affrontare una delle espressioni musicali più note e più importanti della nostra terra, e che è la gara a chitarra. Ci riallacciamo un po' anche al discorso della settimana scorsa, nella quale abbiamo parlato della gara poetica, ma prima di salutare i nostri ospiti che hanno aperto con queste voci di canto in re, vorrei salutare l'ospite degli ospiti, colui che, posso dire qualche decennio fa, perché sono passati 2 decenni e qualcosa, giusto? Quasi 3. Quasi 3, quasi 3, avevo perso il conto. Conduceva questa trasmissione il nostro Giovanni Perria. Bentornato Giovanni. Grazie. Che quest'oggi però non è qui tanto in veste di conduttore, per anche ricordare un po' tutta la sua esperienza da questo punto di vista, che prosegue naturalmente, ma perché in questo momento è, diciamo, l'esperto per noi del canto a chitarra, non solo perché ha scritto una delle poche pubblicazioni esistenti sulla gara, che hai anche vicino a te, la farei subito vedere, anche il tuo libro, ma perché lui è un vero appassionato del canto, quindi da sempre, da quando era piccolino, correggimi se sbaglio, hai sempre seguito il canto, quindi la tua conoscenza non è data solo dalle interviste che hai fatto, dai tuoi studi, ma proprio da un amore che hai sempre avuto. Assolutamente sì. Cioè il resto è venuto dietro la passione, dietro l'amore per i canti sardi, quindi anche perché io ritenevo che fosse una cosa così bella, che le gare fossero uno spettacolo così importante e così entusiasmante, che i cantadores fossero degli artisti così veri e così genuini che meritavano un'attenzione maggiore di quella che avevano avuto fino a quel momento. Per cui quando io ho iniziato a dedicarmi ai canti sardi, non solo più come semplice tifoso, come semplice appassionato, ma diciamo come studioso e come divulgatore, l'ho fatto proprio mosso da questo che è sempre una spinta data dall'amore, da quel desiderio di vederlo valorizzato sempre di più e sempre meglio a tutti i livelli. E tra pochissimo parleremo proprio di questo, quindi di qual è lo stato attuale della gara a chitarra. Se possiamo un pochino fare lo stesso discorso che valeva anche per la poesia, quali difficoltà eventualmente vive in questo momento? Però io vorrei fare un omaggio e un saluto naturalmente a tutti quanti gli ospiti. Allora inizio da chi è vicino a Giovanni. Un applauso a Daniele Giallara, a Franco De Nanni. E proseguiamo con i chitarristi. Ci sono un po' delle sezioni stasera, anche a volte ci sono dei mix, però diciamo andiamo per sezioni. Pietro Nieddu, chitarra. Nino Manca, immancabilmente chitarra, insieme a Bruno Maludrottu, benvenuto Bruno, e attore Mazzau. Volti notissimi, quindi non c'è bisogno di dire altro. Ritorniamo invece ai cantadores con Torangelo Salis, con Antonio Porcu che oggi è qui, ma non potrà cantare perché mi sa che hai un leggero abbassamento di voce. Sì, si sente, non lo so se si sente, comunque penso che si senta, sì. Leggero. Chiedo scusa ai miei appassionati, però purtroppo è un frutto di stagione. Invece qua c'è un infiltrato, cosa ci fai tu lì giù, scusami? Io ho detto ci sono delle sezioni, quella è la sezione cantanti. Tu hai cambiato professione, Graziano? Ti dai al canto? Passategli il microfono. Graziano, ti sei dato al canto? Sì, infatti. Siccome non può cantare Antonio, quindi devo cantare io. Ecco. Allora, la sezione fisarmonica con Graziano Caddeo, mentre continuiamo con i cantadores, con Emanuele Bazzoni. Andiamo al piano di sopra con il padre di Emanuele, Tino Bazzoni, bentornato dopo 5 anni, mi sa, di assenza dalle nostre scene, giusto? Beh, di più? No. Me l'hai detto prima? 4 anni, sì, sì. Tra i 4 e i 5, Sì, vabbè, sì, insomma, 4 anni. siamo lì. Qualche anno, dai, insomma. Ancora benvenuto a Gianni De Nanni, invece. Buonasera, grazie. E infine alla fisarmonica di Gian Mario Sannia.
Allora, gli ospiti li abbiamo salutati tutti, noi ci lasciamo per qualche secondo di pubblicità e iniziamo sul serio questa trasmissione che io spero, come tutte le altre, non abbiamo la velleità di poter dire tutto e anche oltretutto ci scusiamo se non sono presenti tutti i protagonisti dei temi di cui abbiamo parlato, però naturalmente, come oramai penso il pubblico sia abituato, una trasmissione televisiva ha un tempo che è ristretto, quindi non può dare spazio a tutti, almeno non subito. Queste sono delle prime puntate, speriamo ce ne siano delle altre nei prossimi mesi, nelle quali sicuramente daremo spazio a chi non è stato ospite in questo caso e magari avremo modo sicuramente di approfondire ancora meglio tutto ciò che in queste settimane è rimasto in sospeso. Non si può dire tutto di tutto e subito, quindi è solamente, diciamo, un primo tentativo di approfondire meglio i nostri temi che ci interessano tanto. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono per inviarci i vostri sms 348 0000 701. A tra poco. Bene, il dibattito qui si fa già movimentato. Lo sapevo che sareste stati più indisciplinati, infatti c'è già qualcuno che scalpita per le posizioni. Tu sei il più indisciplinato? Vero? Sì, come mai? Lo dicevano anche in famiglia, Vero? quando ero piccolo. Sì. Ah, quindi non è una mia impressione? Sì. Allora, io volevo, come dicevo prima, capire se il discorso che abbiamo fatto per la poesia, mi rivolgo intanto ad iniziare da Giovanni, ma naturalmente questa è una cosa che vivete tutti quanti, anzi in prima persona come protagonisti dei palchi, se il discorso che abbiamo fatto sulla poesia e quindi sulla necessità di valorizzare la lingua sarda e di far sì che questa lingua continui in qualche modo ad essere una lingua parlata, possa aiutare la gara e se la gara ha bisogno di aiuto in questo momento, cioè in che fase stiamo vivendo della gara? Allora, che la gara in sé, sia quella chitarra sia quella poetica, perché sono due espressioni dello stesso fenomeno, è sicuramente in crisi, ma in crisi per tutta una serie di motivi che sarebbe lungo dover analizzare. Sicuramente la gara a chitarra è attraverso un momento di crisi meno grave di quanto non attraversi la gara poetica, perché sicuramente c'è un maggior numero di persone che il canto sardo, parliamo del canto sardo tradizionale, quello delle gare per intenderci, lo esegue e c'è un maggior numero di gare che si organizzano in Sardegna e anche fuori Sardegna. E c'è anche un pubblico affezionato, non estremamente vasto come poteva essere alcuni decenni fa, però sicuramente c'è ancora uno zoccolo duro che resiste e c'è anche qualche giovane che grazie al fatto che esistano dei cantadores giovani si avvicina a seguire il canto. Il primo dei problemi secondo te in questo momento qual è? Tu mi hai detto, secondo me sono cambiate proprio le condizioni. Decisamente sono cambiate le condizioni, non c'è dubbio che interferisca anche il fatto che si parli meno il sardo, ma quello più per la gara poetica che influisce che per la gara a chitarra, che ha necessità di un ascolto musicale che è in primo luogo, poi c'è anche il fatto di capire le parole. Della comprensione. Sicuramente è tutto il contesto, oggi intanto c'è una offerta di spettacoli la più svariata possibile, in secondo luogo senza voler ovviamente dare delle colpe perché ognuno fa in questo mondo il suo lavoro, però non c'è ombra di dubbio che anticamente i comitati organizzatori che esistevano nei paesi sceglievano gli spettacoli che volevano fare, oggi no, oggi glieli offrono e tra gli spettacoli che gli offrono sicuramente non c'è la gara o c'è in misura minima. Per tutta una serie di motivi, ma ripeto, non voglio criminalizzare Gianni, nessuno, ognuno fa il suo lavoro. Perché non c'è la gara negli spettacoli che offrono le agenzie di spettacolo? Perché voi non volete far parte di un'agenzia o perché le agenzie non vi vogliono? Ambra, non mi cazzacca se non arrivino, da voi diventa polemico e no, non penso diventare polemico con nessuno. No, senza, cioè, siamo qui per parlare, parliamo. Sarreino è culto come è nato isso è nato una cosa giustissima, che noi anticamente so cantatori venivano chiamati direttamente dai suo comitato, succede pure voi,
Però purtroppo poi succedono tantas altre cose che certi organizzatori di questo spettacolo vagano sopra la nostra signora di Sallo, pure cacchiotta. Noi non trattano come già, però le aree avvetta cacchiotta. Però noi siamo passati sempre in secondo luogo. Non siamo presentato come la prima attrazione nella Mugai, come su primo... Quindi comunque anche voi avete degli agenti che propongono il vostro spettacolo? No, assolutamente. No, ecco, questo volevo dire, perché oggi fondamentalmente ci si muove così, come diceva Giovanni. No, caprite, la prima cosa che noi sono manager o è una. Tutti sono manager. Sì. Su quanto saldo non tirava. No, per compresi da carnare su quanto saldo non tirava. No, io l'ho capito perché... In qualche luogo succede, scusami Ambra, in qualche luogo succede pure che il suo comitato un'area da sì, sa che la vaghimona, che se non si avanza sui nari, la vaghimos. Lo so. E questo un po' rientra, io credo, male, giustamente alla gara, certo. Fa male al nostro spettacolo, perché si avanza di nari, cosa vuol dire? Che questo rientra che nel... arriva certo. no, in quarto ordine. Allora, il problema è che i gusti, come abbiamo detto già la settimana scorsa, stanno cambiando, anzi in parte sono cambiati e ancora sono... Sì, però in questo caso, se in metà caso sono gusto ben influenzato, attenzione... Su questo sono d'accordo. Per esempio, affrontare questi temi di queste trasmissioni è, secondo me, per certi versi anche un rischio, perché sono talmente settoriali che una fetta di pubblico potrebbe non essere interessato, così come avviene su un palcoscenico e durante una festa. Sì. Quindi noi dobbiamo capire in questo momento che cosa fare per valorizzare invece un tipo di canto che sicuramente è meno orecchiabile di altri per i giovani, perché sono abituati ad altre... Fare una soluzione affinché i giovani si riavvicinino a quella che è la loro tradizione, la nostra tradizione. E quindi che cosa bisognerebbe fare secondo voi? Ecco, tu sei giovane, oltretutto sei giovanissimo, sì, e hai iniziato molto giovane, quindi hai un polso dei tuoi coetanei? Cioè che cosa potrebbe indurli ad avvicinarsi? Io ho vissuto insomma i momenti della gioventù, ho vissuto con i miei amici e quindi sono stato un pochino al centro della gioventù e posso dire che insomma per me la cosa dovrebbe partire dalle scuole statali, iniziare a far parlare il sardo, insomma, iniziare a far capire quello che è la lingua sarda, per poi arrivare alla tradizione, a noi, canto sardo. Io proporrei questo. Questo credo che un po' ritorni anche... Volevo sì. aggiungere un'altra cosa anch'io al discorso. Intanto bisognerebbe parlarne di più, come state facendo stasera. Cioè non bisogna aspettare da quando è nata la gara, diciamo che forse è la prima volta che si parla, infatti, che si fa un dibattito in televisione per parlare del canto a chitarra. E poi sensibilizzare con i media, con i giornali, fare convegni. I nostri studiosi, i nostri etnomusicologi, perché non ne parlano? Perché devono essere gli etnomusicologi di fuori a portare il canto sardo in certi ambienti? E che non sono tanti, oltretutto. E che non sono neanche tanti. Io I nostri studiosi dove sono? Certo, la cosa che più mi è saltata all'occhio in queste puntate è che alla ricerca di informazioni maggiori sugli argomenti che avrei dovuto trattare in trasmissione per essere più documentata, cercando nella mia biblioteca, in quella di Ottavio, alla fine poco si trovava sulle cose, perché la bibliografia è veramente, esatto, veramente minima in generale. Però continuiamo tra poco, adesso invece vorrei ascoltare una nuoresa per proseguire con la struttura della gara. Stasera naturalmente non possiamo ascoltare tutti i tipi di canto perché non ne abbiamo il tempo. Giovanni mi insegna che almeno 3 ore ci necessitano e noi ne abbiamo 1 ora e mezzo scarsa, però alcune parti importanti le ascolteremo. E adesso ci dedichiamo a quello che è il secondo canto, giusto? Che arriva subito dopo il canto in re e che comincia a dare forza alla competizione a chitarra nuoresa. Stella
bonitamente Allora, dovete sapere che, come io dico spesso, lo spettacolo migliore è dietro le quinte, cioè siamo noi che facciamo i segnali. Non è che volessimo proprio interrompervi, però vi volevamo interrompere per dare spazio ancora a 2 parole. Mi dispiace? Grazie intanto naturalmente a Emanuele, a Franco De Nanni, ma volevo prima della pubblicità chiedere a Giovanni rispetto all'accompagnamento di Pietro con la sola chitarra, quindi siamo tornati un po' indietro con i tempi, visto che ora siamo abituati sempre ad avere accompagnamento di chitarra e fisarmonica, ma un tempo non era così, c'era uno strumento, poi parleremo anche della fatta, comunque fondamentalmente la chitarra come strumento principale, e lui l'ha suonata anche in maniera, diciamo, particolare. Sì, non è solo il fatto che l'accompagnamento fosse con la sola chitarra, ma anche il modo con cui viene suonata la chitarra, mentre oggi un po' seguono tutti quello che è stato il metodo lanciato da Nicolino Cavizza, quindi l'uso del plettro, della penna. Pietro ha suonato, ed è uno dei pochi, c'è lui, Bacchisio Masia, non so se ne esista qualcun altro, almeno tra i noti, non sicuramente, loro due sono i più noti, che suonano all'antica, cioè suonando con le dita, arpeggiando o pizzicando, dipende dal metodo, che era il metodo dei fratelli Secchi, che sono Ignazio e Peppino Secchi, e poi portato ai massimi livelli da Adolfo Merella. E se non ricordo male, professore, mi potrà correggere se sbaglio, studiando il suo libro, il plettro arrivò, diciamo così, un po' ufficialmente con Nicolino dopo le guerre, giusto? Nel 1945, quando lui rientrò dopo. E da quel momento la divenne, diciamo, un po' un uso generale comune. Diciamo che inizialmente il metodo più seguito era quello antico, dopo è diventato l'altro. Bene, ci lasciamo per poco e ci ritroviamo dopo la pubblicità. Allora, volevo chiedere a Giovanni qual è la data che potremmo segnare come data d'origine della gara a chitarra? Se parliamo della gara come evento ufficialmente organizzato per intrattenere un pubblico, la più antica alla quale io sia riuscito a risalire è del 1915 a Bonnannaro, in occasione della festa di San Sebastiano. Qualcun altro parla di qualche gara svoltasi a Tempio e dintorni, intorno al 1912-1913, però ripeto, per quello che so io, anche perché mi hanno dato fornito delle notizie abbastanza probanti, anche perché uno dei miei informatori ricordava benissimo tutto l'evento, in quanto il giorno dopo doveva partire per il servizio militare, quindi lo ricordava perfettamente. Però naturalmente tu hai detto bene, uno spettacolo in qualche modo ufficialmente organizzato. Però si cantava? Assolutamente sì. Sicuramente da molto anche prima. Da molti decenni. Non possiamo prima. Purtroppo dire precisamente da quando, ma questo non lo possiamo dire per nessun tipo di espressione. Sicuramente è nato ad imitazione, perché me l'hanno confermato coloro che mi informarono sulla prima gara, ad imitazione della gara poetica che è del 1896, anch'essa ufficialmente organizzata, perché ovviamente le disfide poetiche risalgono a secoli. Certo. Prima. Allora noi continuiamo ad ascoltare alcuni canti della gara a chitarra e adesso proseguiamo con alcuni muttos.
A Mosca formato questa gente ospitale, prego buona fortuna che mi ha invitato, provo andare a Salona che mi ha invitato questa gente ospitale, prego buona fortuna. È sempre a te che ti si rompe la corda, era giusto? Già 2 volte che è successo, siccome non c'è 2 senza 3, ho voluto Sì, fare infatti, praticamente Tore Mazzau è il noto distruttore di corde in diretta. Succede. Quindi blocchiamo i mutos adesso. E vabbè, li riprendiamo magari. A meno che. No, ma dai, cerchiamo di. Prova a riorganizzare. Prendi quella di Bruno? Benino. Però, per favore, Tore, non rompere anche questa, se no Bruno ci fa pagare. Ecco, giusto per fare tutto in diretta, stiamo accordando la chitarra, che comunque fa parte dell'approfondimento. Bruno, ma era scordatissima. Lo so. È la tua, Nino. Perché cerchi a me, scusa? Non vedi che c'è la chiesetta lì, io non c'entro niente. Oh, là il nuraghe, scusa. Maria Nazarena, sanguinata annunziato, s'arrifò e su Messia. A Maria Nazarena, dopo io tancato, pensando in noi sia riposando serena, sanguinata annunziato, riposando serena, pensando in noi sia no appoio tancato. Ma Maria Nazarena no appoio tancato, pensando in noi sia riposando serena. Grazie Daniele Gialla, Ratino Bazzoni, Nino, Tore Mazzau e Graziano Cadeo. Oggi con i nomi farò un puzzle. Allora, volevo sapere da tutti, ha ancora senso oggi parlare di gara a chitarra? Cioè, c'è sempre la competizione? Beh, se manca quella è finita, non ha senso. Cioè, quando si va su un palco bisogna, cioè uno tenta di cantare meglio dell'altro. Il senso della gara è quello. Io cerco di fare più bella figura di te. Ma chi vince alla fine? Cioè, oggi non c'è. Quello deve stabilire il pubblico. Il pubblico decide. E voi sapete chi tra di voi in qualche modo ha riscosso maggiore apprezzamento durante la gara? Beh, sì, uno lo percepite? Più o meno si rende conto, sì, sì, Ma in questo... base alla giornata, alla serata, insomma. Questo non inibisce durante l'esibizione? No, ma no. Meno male c'è, insomma, che ci sia questo
questa cosa sul palco, no? Anzi, serve ad esprimersi meglio, cioè certo, a voler fare certo, di più. certo, Uno certo. stimolo in più, se vogliamo. Quindi è una competizione positiva, diciamo. Sì, È un... Gli unici. Chi affossa i pinghede. Il saggio. Tapano tutto, in saldo, chi è affossa i pinghede. Tradotto per andare chi è a mezzo, insomma, chi Tradotto in sardo. Ognuno Franco, tradotto, sei mitico, tradotto. bellissimo, me l'hai tradotto in sardo, quindi chi non capisce... Sambra, gli unici siamo noi. A Poraione quando te è un aro, su saldo, oramai non lo fai da più nessuno da noi. Ma non solo noi, ma nessuno lo fai da più su saldo. Non lo fai da più nessuno. Gli unici siamo noi, chitarristi, che non dobbiamo entriamo entrare mai in competizione con nessuno, per cui ci vogliamo bene un mondo. E della chitarra parliamo tra pochissimo. Grazie. A dopo la ce n'è? pubblicità. Ce n'è. Allora, parlavamo della gara e della competizione, quindi ancora oggi ha senso parlare di competizione, però è una competizione positiva perché fa sì che ogni cantante in qualche modo abbia proprio uno stimolo continuo ad esprimersi al meglio delle sue possibilità. Ma lo strumentista invece che funzione ha? Io inizierei a parlare della chitarra e dei chitarristi, perché da quello che ho potuto apprendere dalle mie letture, non da esperienze personali naturalmente, il musicista inizialmente non aveva un ruolo particolarmente importante, era veramente un accompagnatore ma che a volte giusto dava la giusta intonazione, le note e poi era proprio in disparte, seduto dietro i cantadores, giusto? Esatto. Quando si è evoluta invece la sua figura e quindi ha cominciato ad assumere un ruolo? Penso che sia iniziato verso la seconda metà degli anni 30, quando dopo le prime incisioni discografiche anche i chitarristi hanno incominciato a farsi un nome, ad essere maggiormente richiesti, perché i comitati si preoccupavano non solo più di scegliere i cantadores ritenuti o considerati più bravi, ma anche i chitarristi, perché c'era la possibilità di scelta. Una volta c'erano i due fratelli Secchi, soprattutto Ignazio, poi intervenne poi Nicolino Cavizza, ovviamente, e Merella, e altri, e a questo punto c'era la scelta. In ogni caso io penso che a dare un ruolo importante quanto quello del cantatore presumibilmente è stato ancora una volta Nicolino Cavizza. Sì. Allora io ho letto, io devo farti un complimento per il tuo libro, anche se detto da me può valere poco, ma al di là del fatto che sia interessante per chi vuole saperne di più, è che tu racconti le storie di questi personaggi raccontando le storie della loro vita quotidiana, quindi fatti molto molto comuni che avrebbero potuto capitare ad ognuno di noi, ed è bello pensarli e poterli leggere di personaggi che oggi non ci sono più e che quindi dei quali non possiamo veramente sapere più niente se non leggendo il tuo libro. Quindi da questo punto di vista veramente mi ha affascinato poter leggere certe cose. Ti ringrazio. Dimmi Frank. Adesso chitarra che viene da Giovanni, è una cosa era, guardate un momento dai vizzino minore, forse non lamentare per Gianni. Chi non fa sempre quando si canta io a chi vividi la chitarra, da un momento nonno, su babbo e mamma, le hai sa cannata, cioè sa cannata è su classico, no, su che se le ha promuovere sa cannata, noi non eravamo senza ramonteso. Si chiede promuove questa roba e si la punia su tai no che sono io e cantaia di sé e cantiamo pure noi, cioè si cantaia da suono e cannata. Quindi sa che terra non fa sempre che bifidi. E infatti introduci una cosa che c'era ancora prima, cioè il fatto che si cantava anche senza accompagnamento, quindi non era necessario. Bene, continuiamo a scoprire le varie parti della gara ascoltando adesso Savilugnana. Viso attraente, se il bene c'è gelata, hai incusata
viso attraente, se il bene c'è zelada, ai e gusa tua mirada, milesa de carrera, paso bro de Balmaera, abro di dare una a mesa manzana, mi de pasen de carrera, paso bro de Balmaera, pro di dare una mirada. Sempre quando si fontana e di desi una die, poi no che a fa camie, se ti che affabile umana, giuresi de mi stimare, caso disposto e passare, tristezza diese prove. Sardegna, isola mia, dai tanto se amata, se dai a te odiata, a obro di Monte de aria pura, su l'argento e l'imbara,
capitano Savianura e Grazie Bruno, Graziano, Gianni o Franco, visto che c'è questa... Gianni, dalla nascita, Gianni. Scherzo, Gianni e Torangelo. Ci vediamo tra pochissimo e vorrei riprendere un attimo però il discorso proprio sui chitarristi e sulla funzione attualmente del chitarrista. Tra poco. Allora, volevo ritornare ai chitarristi e quindi alla loro funzione che iniziata un pochino in sordina dietro le quinte, sempre dietro i cantanti, piano piano invece hanno acquistato un'importanza assolutamente in prima linea, diciamo, sul palco, anche come posizione, che non è da poco, perché prima si stava dietro, invece adesso sia il chitarrista che il fisarmonicista sono ai fianchi dei cantadores. Allora, voi chitarristi di oggi, come vivete, tra virgolette, il confronto o il dividere il palco con i cantadores? Ma è un compito molto importante e delicato, perché innanzitutto il chitarrista deve essere pronto per accompagnare il canto sardo a chitarra su cantadore. Deve leggere alla perfezione la gara e quello che il cantante in quel momento che sta cantando vuole, magari un ritmo più marcato, una dolcezza. La preparazione è quella, non è soltanto fare degli arpeggi, delle introduzioni, la validità del chitarrista è molto riconosciuta e apprezzata dal cantante quando accompagna perfettamente il canto sardo. Quindi quando è sintonizzato, sì, oggi sintonizzato, diremmo, con il cantatore, ed è quasi a suo servizio, possiamo dirlo, proprio per sostenerlo, per aiutarlo. Un'altra cosa importante è che è stato Nicolino Cavizza il primo e poi tutti i chitarristi abbiamo continuato presentare la gara. È un compito, non si sa perché, da Nicolino Cavizza in poi il cantante non ha mai presentato, né il fisarmonicista, è stato sempre il compito che si è preso il chitarrista, presentare il cantante, le varie fasi. Quindi tutt'oggi voi introducete poi i vari... Poi magari ogni chitarrista in base alle sue qualità mette a posto lo strumento in base a come lui ritiene opportuno di suonare. Bruno, tu ti inibisci quando devi fare questa presentazione? Allora, io, conoscendoti un po'? Intanto mi ritengo un grande appassionato, perché da piccolo ho seguito sia il canto che la chitarra, quindi le ho seguite, le ho sviluppate di pari passo, tanto che talmente sono appassionato del canto che come dire, do il mio sfogo nell'insegnamento, perché ho aperto diversi laboratori in Gallura, tra cui uno partirà a Padru il 28, insegnamento di canto e di chitarra, e mi rendo conto, quando anche cantiamo tra di noi, che se il chitarrista non mi segue, insomma mi arrabbio anche, insomma mi dà fastidio, per cui è importante il ruolo del chitarrista, perché deve leggere bene lo spessore del cantatore e sostenerlo fino alla fine, anche quando fa qualche errore. C'ha questa responsabilità. Anzi, anche il chitarrista momento... può chiudere in ritardo una voce, per cui il chitarrista deve avere anche quel... come nel caso il cantatore che fa una bella voce anche quando sbaglia il chitarrista, per cui ecco, quindi sono dei ruoli molto voi importanti. Riconoscete naturalmente l'importanza che avete, perché in qualche modo siete il sostegno di tutto quanta l'esibizione poi sì. vocale. Il cantante lo devi cercare di creare come dire, un tappeto sotto, come dire, il miele, ecco, perché lui lo mangi con grande tranquillità. Volevo ascoltare anche Pietro a proposito. Ti sei un pochettino lì più timido degli altri e meno, diciamo, meno presente nelle chiappe. Scusa, siccome si è parlato chitarra e fisarmonica, anche nel genere nostro, mio, Bruno, Dittore, altri bravi chitarristi che non sono presenti, si fanno molte serate chitarra sola nel genere moderno. In diversi paesi
addirittura la fisarmonica tipo Ozieri non è mai accettata, però il Lo so, genere è uno che di fa quei paesi che Pietro resiste è un alla- genere bellissimo ed è un genere totalmente diverso che negli ultimi anni era sparito, non c'era nessun chitarrista che sapeva suonare in un modo così bello, originale e diverso. Lui legge la gara anche in un altro modo, il cantante riesce a cantare anche da un altro ritmo. E tu come percepisci, come accoglie il pubblico questa riproposizione anche di moduli del passato? È una domanda già troppo difficile, a parte che io sono Pietro, timidissimo. se vuoi ti chiedo cosa hai mangiato a pranzo. Ecco, è più facile. Hai mangiato cose buone? Sì. Non tanto, ma comunque io non ho un approccio molto, come dire, non vado spesso a suonare nelle gare in palco perché a parte il mio lavoro non sono molto impegnato artisticamente. Comunque le poche volte che vado mi piace tanto seguire i cantanti. Tutto questo lo devo a mio padre, sicuramente perché mi ha insegnato tutto quello che so fare con la chitarra. Ho iniziato con il plettro e poi sono passato all'arpeggio perché mi sono accorto che era ascoltando tutti i vari dischi a casa e i nastri era un altro tipo di suono, quindi ho cercato di imitare al massimo. Ed era quello che ti era più congeniale? Sì, quello che mi piace di più. Bene, adesso passiamo a un'altra chitarra, ma non solo naturalmente, e proseguiamo con la struttura della gara. Naturalmente abbiamo saltato alcuni canti perché tutti non è possibile eseguirli in questa sede. Ora ascoltiamo una corsicana. A fidele una pintura.
proposito dell'importanza dei musicisti, quando per esempio siamo con i tempi un po' stretti, che diciamo ai cantatori chiudete, non serve, perché possono anche chiudere il loro canto, ma poi ci sono il bravo chitarrista e il bravo fisarmonicista che non ci privano di altri 2 o 3 minutini di musica, quindi insomma televisivamente sono un problema, ma non nelle piazze. Naturalmente scherzo, anche perché era importante ed è importante il musicista anche in momenti di stacco, no? Dove si intrattiene il pubblico e anche il musicista in questo caso, a parte le sue... Tu non hai il microfono, Tore, vero? No. A parte le introduzioni ai canti, aveva anche oggi, credo, la funzione in certi momenti proprio di creare quell'attesa tra una cantata e l'altra. Ancora di più poi con l'avvento della fisarmonica, però diciamo del musicista in genere. Risulterebbe molto monotona, comunque in ogni caso, anche se bellissima per gli appassionati, per gli intenditori soprattutto, una gara, una cantata dove non ci siano gli intermezzi di musica tra una voce e l'altra. In tanti casi comunque serve anche, secondo che tipo di passaggio di giro si fa, a seconda del tipo di voce che il cantante ha appena fatto, serve anche da stimolo perché, insomma, per stimolare il cantante a fare una voce migliore di quella che ha appena fatto. Bene, spero di essere stato chiaro. Sì, sì, chiarissimo, assolutamente. Noi ci lasciamo per poco e subito dopo parliamo della fisarmonica, quindi di quest'altro strumento che oggi è assolutamente immancabile nelle gare a chitarra, in quasi tutte. A tra poco. Allora, in questo secolo di gara a chitarra ci sono stati momenti di maggior successo, momenti di stanchezza. In uno di questi, o subito dopo, diciamo, ha coinciso con uno di questi momenti di passaggio e di cambiamento anche, chiamiamo, diciamo, l'avvento della fisarmonica. In che senso, Giovanni? Più che l'avvento in sé è l'affermazione, ecco. Perché sì, si è discusso spesso, qualcuno dava la primogenitura, questo o quest'altro, in realtà storicamente la fisarmonica è quasi sempre esistita nel mondo delle gare. Io ho avuto notizie da grandi cantatori del passato, a partire da Giovanni Cuccuru a Ciccheddu Mannoni, che mi hanno parlato di gare fatte con l'accompagnamento della sola fisarmonica, e addirittura già negli anni 30, sempre questo fisarmonicista era il più famoso, era di Oselo, si chiamava Celestino Fogu, incise insieme a Giovanni Cuccuru, e addirittura c'è un disco, credo, fatto con la sola fisarmonica e un altro con la chitarra di Peppino Secchi. Quindi già negli anni 50 troviamo la fisarmonica nelle incisioni discografiche con Antonio Rugiu, poi un Diana, poi nel 1962 ci fu l'avvento di Peppino Pipia. Perché si dà la primogenitura a lui? Perché infatti comunemente, scusami se ti interrompo, chi magari non è proprio dentro alle cose pensa che questa data e questo momento in cui arriva Peppino Pipia sia il momento in cui improvvisamente compare la chitarra e compare la fisarmonica, cosa anche difficile da pensare, perché uno strumento non può improvvisamente apparire in un contesto dove mai c'era stato prima. Addirittura negli anni 30, ho dimenticato, ci fu anche Pietro Porcu, che era di Aido Maggiore, poi sposato e vissuto da Basanta, che incise con Nicolino Cavizza, Maria Rosa Ponziludo, eccetera. Comunque, perché l'importanza di Pipia è stata quella di aver creato uno stile di accompagnamento per la fisarmonica che è diventato classico. Dopodiché, quasi subito, qualche anno dopo, è venuto Pietro Madao, che è un altro grandissimo fisarmonicista. Ecco, praticamente da loro, poi puoi chiedere, hanno preso tutti i fisarmonicisti che ci sono oggi, con qualche variante, però la strada segnata, il solco, era quello tracciato da Pipia proprio nel 1962. Graziano, da fisarmonicista. C'è? L'aspirazione nostra di fisarmonicista, come posso essere io, Gianmario e gli altri, penso, l'aspirazione è partita sia da Pipia che da Pietro Madao, sono stati loro il nostro primo obiettivo, siamo partiti con le basi da loro e poi abbiamo variato qualche cosettina. Graziano, tu quanti anni hai? Devo dire proprio l'età? No, vabbè, pensavo che un uomo potesse dirlo. Va bene.
40. Ascolta, no, volevo giusto capire come periodo quanto tu hai potuto conoscere dal vivo i fisarmonicisti che hanno appunto segnato un po' la strada per i giovani di oggi, quanto invece poi ti sei ispirato anche a ciò che ci rimane come discografia, quindi come ascolto più che come... Sì, io personalmente... Tu li hai seguiti dal vivo, Peppino Pipia per esempio? Sì, li ho seguiti dal vivo, poi io sono partito come, devo dire la verità, verso il 78, gli anni 80, sono partito come fisarmonicista di balli sardi. Poi devo ringraziare, anzi tolgo l'occasione per salutare la famiglia di questo ragazzo che è scomparso, che debbo tutto a lui, forse qualcuno qui se lo ricorda ancora, anche Giovanni che ci ha avuto in trasmissione sua, di Francesco Puddu. È stato lui perché una volta lui aveva una radio a Macomer che la trasmetteva lui, proprio Radio Macomer Centrale, mi aveva invitato per fare di questi balli sardi. Allora lui, siccome suonava la chitarra, mi ha detto perché non provi a suonare i canti lugudoresi, e io la verità ero un suonatore di balli sardi, la chitarra non sapevo niente. E un po' è stato lui che mi ha messo in testa questa cosa, devo ringraziare più che altro a lui. E allora devo dire che mi ha insegnato lui come prima base, mi ha insegnato certe cose, e allora verso l'83 ho iniziato a suonare. Hai cominciato a suonare la chitarra, sì, gare chitarra. Bene, continuiamo e adesso ascoltiamo dei Trallallera. Amante mira sa vida chi so fattende amante care mira sa vida chi so fattende dai lontano vi pende da idea ma del mira tra la lera la lontano vi pende da idea ma del vira tra la lera la non la devo lasciare sola che è una compagnia che non la devo lasciare sola che è una compagnia non potendo variare ma se costante idea mia tra la lera la
Allora, per quanto mi riguarda, e non sono un'intenditrice, per carità, questo è uno dei momenti della gara che mi piace di più. Tino, tu invece dal pubblico, intanto qual è il momento che piace di più a te? Cioè durante la gara, qual è il canto, il passaggio che meglio ti fa esprimere? Beh, diciamo che il momento più bello della serata è dopo i Mutos, arriva la Galluresa, Filognana e il secondo canto in re, che insomma la voce più calda. Scusami, possiamo Sì. far vedere se ce l'abbiamo pronta in regia, perché la chiedo all'ultimo momento, la struttura della gara mentre ne parliamo, così capiamo anche. E quindi appunto stavo dicendo, dopo il secondo re, è lì proprio che il bello della serata, sia per chi è sul palco che sta cantando, e questo lo aspetta anche il pubblico, gli appassionati. Il secondo re è quello che in pratica il cantante riesce a dare il meglio di sé. Anche perché ha già scaldato molto bene la voce, giusto? Quindi è Certo, sì, nel momento in cui riesce ad esprimersi meglio. Siete tutti d'accordo? Visto che l'occasione me lo consente, io credo che Giovanni questo sicuramente sarà informato nell'arco, cioè diciamo da quando esiste il canto logudorese, non credo che sia mai successo la competizione sul palco tra padre e figlio. Ecco, io questo stasera a Emanuele glielo volevo dire in diretta qua, faccio Anche i complimenti tu sei a lui felice perché allora la soddisfazione è doppia per me, perché uno è che saliamo assieme sul palco a cantare, poi quando incontro la gente per strada mi dice tuo figlio oggi è il numero 1 del canto logudorese. Io questo non lo so se è vero, è questo che mi dicono insomma gli appassionati. Certo, ecco, quindi certo. auguri Emanuele. Beh, mi sembra... Conflitto di interessi. È un conflitto di interesse questo. Conflitto di Ne interesse. so qualcosa perché ne ho uno che ogni tanto, diciamo, mi vanta e uno può dire, vabbè, chissà perché, tu poi lo conosci, anzi voi lo conoscete bene nell'ambiente. Allora, volevo sapere, siamo tutti d'accordo su ciò che diceva Tino, sul fatto, sì, che il momento migliore... A me babbo mio, né a me né frate mio non lo sa mai stimolato e mai non sono nato bravo. Franco, vengo a precisare che questa è la prima volta che io faccio Vabbè, complimenti vabbè, a Emanuele e di questo ne è io testimone. ti sto rispondendo in base su... Ma questo è bellissimo. No, è una critica, Però a noi, sì, babbo, a me e a Gianni, nonostante babbo è un grandissimo intenditore, veramente, non ha e figlio di uno che cantava bene pure, mai non sono nato bravo. Ma perché non Mai. approvava la vostra passione e no. professione o per una questione caratteriale Non lo di so, forse sardo? vedo un carattere che... Cioè, magari a introiare su, fui contento, Certo, che noi siamo andati nati, è però non sono orgoglioso. mai nato, mai non sono dissimulato, mai non sono nato pinto a fare che sai, mai. Io vorrei dire una cosa che non c'entra niente Mai, con la discussione, però al di là del fatto che le esagerazioni o i genitori che troppo stanno lì ad invogliare i figli esagerano, Esatto. ma noi normalmente tendiamo a fare il contrario, cioè a non esprimere mai, invece a non invogliare, invece un commento, un complimento. Mi stupisce anche a me perché è proprio forse la prima volta che succede una cosa Invece del genere. credo che sia Infatti, bello. ma ho detto vino non ne abbiamo portato da casa. Ho detto mi sa... È stato tutto frutto della natura, quindi non c'è stata nessuna aggiunta. È successo anche tanti giovani che avevano qualità nel cantare, nel suonare, che magari non sono andati avanti perché i genitori purtroppo volevano essere protagonisti al posto dei loro figli. Magari li hanno gasati troppo, mio figlio è il numero 1 come cantante, come chitarrista, e si sono persi per strada anche per colpa Infatti. dei consigli sbagliati dati dai Quello che genitori. dicevo prima, l'esagerazione in questo senso porta sempre al fallimento. In questo mestiere bisogna essere dotati, insomma, bisogna dare su dono naturale. Però poi si strada te la deve tracciare tu, Tocca da te a te zappare, se non era in salto. Sì, sì. Sandaina, di che la devi piegare Me lo due. traduci? Ma come non mi frega? Fregare. In saldo usinare da sandaina si che la deve piegare su. Quando sappiano in binza, no? Babudone vuole essere testimone. Sì. Quando si sappiano in binza, si sappiano in parizzo, tutto in riga. Ed ognuno si chiede se striscia sua, se striscia è sandaina.
Quindi ognuno che deve piegare sandaina sua e sa vita, ma in questo mestiere, che poi insomma diventa un mestiere, è una passione, è una vocazione, però da cui diventa un mestiere. È difficile questa strada. Grazie. Poi tutto che terra se sono, se allegria, è difficilissimo. Beh, certo. Sono esistiti, anche se non decisamente in competizione, però per esempio padre e figlio sui palchi, tipo Penta, Aldo Cavizza, Nicolino Cavizza, Aldo Cavizza, eccetera. Ce ne sono Adolfo Merella e il figlio Bruno Merella, però ma non contemporaneamente. Giovanni, vogliamo parlare anche dei fratelli? Attenzione, sui fratelli voglio mandare la pubblicità perché ho una domandina. Una chicchetta per te. Grazie. Allora, sempre a proposito del libro scritto da Giovanni, io naturalmente, a parte leggerlo tutto, sono andata poi a leggermi un po' i profili che Giovanni ha fatto di ognuno di voi, perché mi incuriosiva, magari invece di stare a chiedere a tutti di dove sei, a parte che più o meno lo sapevo, però volevo sapere come tu li avevi inquadrati. Allora, io volevo chiederti, mio caro, questo, Gianni, allora, però do tutta la colpa a Giovanni, perché lui lo ha scritto, quindi io mi lavo di tutto. Dovrà rispondere personalmente. Dovrà risponderne lui. Lui ha scritto che tu nella tua carriera e nella formazione della tua identità come cantadores hai un po' sofferto spesso dei paragoni che potevano essere fatti con il fratello Franco. Siccome, questo al di là adesso del fatto che io lo dico scherzando, però penso che se io avessi avuto una sorella o chiunque di noi, cioè sia una cosa molto normale e molto umana, quindi mi piacerebbe sapere da te sinceramente come si vive il confronto con un familiare che quindi ci è vicino e con il quale c'è un affetto sul quale non abbiamo nessun dubbio, però un confronto che poi nella professione si crea. Così come si creano in 1000 altri livelli, professioni e occasioni. Certo, ma diciamo che un pochino l'hai detta tu, poi chiaramente quello che a me un pochino mi ha salvato, diciamo, sono riuscito a farmi un mio piccolo spazio, è perché siamo diversi dalla nascita, diciamo, caratterialmente, come canto, come tutto, diciamo. E io ho sempre cercato di portare avanti un mio discorso. Intanto quando ho iniziato a cantare io, lui era già un cantante professionista. La prima volta è salito su un palco. Bravo, una bella voce. Ero il fratello. Sempre sta storia qua. E dicevo, mi ha salvato proprio il fatto che io avessi un modo diverso di cantare, un modo mio tutto personale. Ho sempre amato per esempio i cantanti melodici. E io ho impostato il mio canto sul canto melodico, sul canto, capito? Particolare. Ho sempre dato un'importanza alla melodia, ai gorgheggi, a queste cose qua. Ecco, questo diciamo che mi ha salvato. Poi per il fatto di, ancora oggi, siamo cinquantenni quasi, ancora oggi sento sta storia qua. Cavolo, a volte ti dicono, sì, se ce n'è uno non ci può essere l'altro. Perché tutti e due? La gente cioè fa anche questi discorsi qua. Se in una gara c'è Franco, perché ci deve essere anche Gianni? Non c'entra niente. Non c'entra niente perché siamo totalmente diversi. E la gente, sai com'è, ci paragona per quello, come dire, ecco, ci sono due fratelli denari, fa anche discorsi tipo, se sono tutti e due assieme non cantano, non si impegnano, perché uno non vuole far fare brutta figura. Perché visto che la competizione esiste, ma c'è mai stato qualche... Sul palco siamo due avversari come... Qualche screzio tra di voi? Tanti. Continuano ancora. Naturalmente legati al canto. Screzi diciamo tra parentesi, dai, sempre. E tra parenti? Certo. Tu vuoi dire tra qualcosa? Parentesi, non tra parenti. No, io ho aggiunto perché ci stava bene. Vuoi dire qualcosa da tua discolpa, Franco, oppure lasciamo così? A mio discolpa? No, cioè è nato tutto quanto isso, insomma, non su fatto di essere, magari noi si, nascono in una famiglia che si canta io dai vicini minori, forse devo essere più manno,
Non dico, ho sentito prima, forse più faccia non si narra in televisione. Sì, ci siamo capiti. Quando io vicino, mi Bronzo chiede per a sopra su palco a fare due bocche, un cantatore come Tecchelo, come Ferinaio, come Renato Guavizza, come Cuvello, come tutto un manno che di 20 anni. Io invece scappavo. Canu, eccetera, eccetera. Scappavo. Tu eri più timido da invece no, quindi ho cominciato a giocare, poi giustamente ognuno sa vita, come tapponato prima, si fa che si strada sua, da su repertorio suo, da su modo di cantare su. Da posso mio, sia su. Però è giusto secondo me, fortunatamente siamo diversi. Ognuno ha il suo modo su. Esatto. Poi è gente che giudica, io ti posso fare non posso fare nulla. Ci sono stati invece per quanto riguarda gli altri qualche momento di crisi della vostra carriera, Torangelo? Posso? Sì, cose che capitano insomma a qualsiasi cantante. Cos'è capitato a te? Io ho avuto dei problemi insomma alla voce e poi li risolti curandomi, ecco, facendo le cose che bisognava fare. Oso solo immaginare cosa si possa provare perché non lo so, però che cosa hai provato tu nel momento in cui hai dovuto in qualche modo ma guarda, non riesco neanche a spiegarle, una cosa indescrivibile, perché poi alla fine il palco, quello che comporta tutto l'insieme, diventa una parte di te, no? E non potendone fare più uso di questa non potendone fare più parte di questa cosa, anche parte, no, ma anche uso della tua voce come tu vorresti, fa molto male. E quindi niente, si passano dei brutti momenti. Che per fortuna nel tuo caso però insomma si sono grazie a Dio sono risolti. Sì. Testemunzo pure Deo, che avrete Deo pure a papà di problema, più manno pure adesso suo. E si può tornare a una cosa, è giusto su cui viene isso, e posso aggiungere solamente questo, è un priatimo che non ti ho augurare a nessuno. Avrete una cosa vera, ti desezzi in una cadrea, ti desezzi in terra. Ma in terra noi il logo netto il logo più brutto, ripeto, in televisione non si può narrare. E magari se qualcuno che prima ti fidi amico, o che considerai che amico, che invece di giocare, di dare una mano, ti ponia su in bula. Puro. Non tutto, fortunatamente. No, purtroppo questo poi è il mondo, perché ognuno forse ha avuto... Questo è un mondo di spettacolo, però. Questo va a fare su io, l'accettiamo su mattino. Che per chi non ne facesse parte, ma io penso che lo si capisca... Come tornato io, è un'esperienza troppo vera. Troppo vera, tu arrivi a un certo punto che non ti puoi dare su chi si dare veramente, cioè ti manca strumento. È una grande mancanza. O piano piano, indubbiamente, con esperienza e con un metodo che bisogna di recupero di saoghe, insomma, si è resistito. No, questo era giusto per entrare un po' anche nella realtà delle vostre vite quotidiane, perché non è tutto quanto solo la gara, il comitato. Non siamo l'unico che avrete vincente a cantatori di prima, a me dà un po' di problema, purtroppo. Noi cantiamo su, come trainare, insomma, in italiano, dal vivo. Me l'hai tradotto. Playback A proposito, voglio chiudere questo momento con una cosa che ho sempre letto, molto carina. Voi cantate dal vivo, cantate amplificati, naturalmente, ma non si è sempre cantato così, anche per il fatto che non sono sempre esistiti i microfoni e neanche l'apparecchiatura che abbiamo oggi modernissima. Quindi un tempo si cantava a voce nuda, a Bogheleada, con un piccolo palco, a Bogheluna, con la gente vicina perché doveva sentire, quindi c'era anche proprio una comunione diversa anche rispetto ad oggi, e i cantadores quindi dovevano sforzarsi ancora di più. No, non necessariamente, perché io l'ho spiegato abbastanza bene nel libro, a parte il fatto che allora c'era meno inquinamento acustico, anzi non ce n'era per nulla, e pertanto anche le nostre orecchie erano molto più sensibili di quanto non siano oggi, è un fenomeno fisico questo. Si dava anche il caso che questi cantadores avessero una frequenza, cantavano su delle frequenze particolari, non so come, la loro voce era questa, per cui si sentiva anche da lontano.
Addirittura mi dicevano un mio padre e un mio zio che erano andati ad ascoltare una gara a San Vero Milis, sono dista 5 km circa da Narbolia, e ancora prima di entrare a San Vero Milis sentivano i cantadores, le voci dei cantatori, c'era un tale silenzio per cui nella notte, d'altra parte non so, tu sei troppo giovane per ricordare questo, io ricordo sempre al mio paese, io abitavo in una periferia, di fronte c'era la collina, Sagostera la chiamavamo noi, si sentivano i campanacci delle pecore e la voce del pastore che intonava delle canzoni, delle voci al chiaro di luna, senza amplificazione. Prima di chiudere un'ultima cosa, l'amplificazione che oggi ci sembra indispensabile ed è apprezzatissima naturalmente perché non potremmo farne a meno, però non è stata accolta con favore da subito, no. Anzi come sempre siamo rimasti un po' spaventati e poco contenti di questa innovazione. Beh, non credo dappertutto, comunque un episodio che mi raccontò Cuveddu di Bulsi, che saluto tra l'altro, come saluto Leonardo Cavizza e tutti gli altri. E tutti coloro che oggi non sono presenti, quelli non ci ma sono, che guarda, sarebbe lunghissimo lo sono come fare spirito certo, per quello che spirito fanno. ci sono tutti. Ecco, mi raccontava che la prima volta che videro un microfono, o meglio, c'era uno che pare che avesse vinto al Totocalcio, aveva acquistato un'amplificazione, così alla bella e meglio, cioè quelle trombe gelose, non so, qualcuno di voi le ricorda, e voleva fare alla grande a Ploagher, a questo dice vi metto l'amplificazione. A un certo punto, come la videro i cantadores, e quelli del comitato e il pubblico, dice, se non la togli via, si è proprio affrettato a toglierla di mezzo perché gliel'avrebbero sfasciata, quindi tutto il... Riprendiamo subito dopo un'interruzione e abbiamo anche l'ultimo momento per stare insieme, quindi per raccogliere le ultime testimonianze di oggi sul cantachitarra. Momento per stare insieme, ne approfitto per rispondere ad un messaggino perché ne sono arrivati diversi. Ci chiedevano perché non c'è Franceschino De Muro, che è amatissimo, a voce, conosciutissimo eccetera. Non c'è per un semplice motivo, perché lui da qualche mese ha deciso di dedicarsi al canto lirico, dunque almeno per ora sta cambiando strada, ha scelto un'altra espressione musicale, dunque in questa puntata non fa più parte in questo... Un saluto velocemente, come me, penso a nome di tutti i colleghi. E anche auguri e in bocca al lupo per questa sua magica, spero, esperienza nuova nella lirica. Chiudiamo questa trasmissione e riprendiamo il tema iniziale, e cioè che cosa si può fare oggi, che cosa fate voi oggi, cantadores, per far sì che questa gara continui ad essere viva, apprezzata e cerchi di abbracciare un pubblico maggiore di quello che c'è oggi. Beh, noi come addetti ai lavori abbiamo il dovere di fare tanto. Il dovere più grande è far capire alla gente che il canto che facciamo noi è tradizione, non è uno spettacolo folk, non è uno spettacolo, è tradizione. Poi puoi piacere o non piacere, puoi ascoltarlo o non ascoltarlo, però è nostro, è una nostra tradizione, è dentro di noi. Questo è importante. Bisogna insegnare alle persone a saperci ascoltare, più che a insegnare a loro a cantare, devono imparare, dobbiamo insegnare a loro ad ascoltarci. Imparare nuovamente anche ad ascoltare. A proposito di questo, noi come associazione culturale Cantadores a Chitarra, Bogues de Sardigna, Bogues del Lugudoro, abbiamo aperto in diversi comuni, anche attingendo dai finanziamenti regionali, delle scuole di canto a chitarra. Il nostro obiettivo è magari non trovare, sarebbe presuntuoso trovare 10 allievi, 10 cantatori, ma soprattutto creare un pubblico che capisca la gara, il significato, il valore che ha rappresentato nel corso dei decenni. E che dunque deve rappresentare anche in futuro. Io mi ricordo una frase del grande Leonardo Cavizza 10 anni fa a Ozieri, ha detto: dai noi abbiamo in Sardegna a usare grande cantatore e non a usare più su pubblico in grado de lo poter giudicare. Oggi ci sono grandi cantanti in Sardegna, grandi cantatori, ma però il pubblico è diverso. Soprattutto il pubblico nuovo. Perché bisogna insegnare ai giovani a capire e ad amare la gara. A proposito di manifestazioni che sono importanti e che possono aiutarci ad essere più presenti in questa forma di espressione musicale. Una medicina sicuramente per la crisi del canto a chitarra in questo momento. Sabato 24 all'aeroporto Costa Smeralda, al piano terra, ci sarà il 6° Memorial Tonino Desini, che io organizzo personalmente quest'anno con l'associazione Sabboio di Sagastanza, Vicino per Chideddu.
di cui il presidente Franco Ospiti? Truda. Ospiti 6 cantadores, tra cui molti presenti questa sera, 2 strumentisti per quanto riguarda la chitarra, 2 fisarmonicisti. Quindi una gara a chitarra. Maria Teresa Pirighi ospite, le Frue dei Tiltesi, che è un gruppo folk gallurese di bambini. Giovanni, un'ultima battuta Presenta su questo... Giovanni Perria, Presenta Giovanni Perria, ci mancava Naturalmente. questo. Dimmi. No, Un'ultima battuta. Certo, sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Daniele Giallara, che effettivamente dovremmo far sì che il pubblico capisca che è un qualcosa che appartiene a loro, che appartiene a tutti quanti noi, ed è importante che quanto diceva Nino Manca, ma direi che soprattutto in una parte di quello che hai detto, perché secondo me oggi più che insegnare a cantare, in primo luogo bisognerebbe insegnare ad ascoltare, a capire il canto sardo, dopodiché se ci sono anche delle rose, come si suol dire, fioriranno, nasceranno anche i cantatori. L'importante è avere un pubblico. Anche perché in effetti in questo momento non mancano i cantadores proprio nella gara, no. anzi abbiamo un fior di voci che girano tutta la Sardegna e c'è spazio per tutti. Ciò che manca è la nostra abitudine, soprattutto i giovani, ad ascoltare un pezzo che dura 3 ore, un pezzo per dire uno spettacolo, al quale le nostre orecchie non sono più abituate, quindi abbiamo difficoltà a concentrarci un tempo così lungo, così come avviene per la gara poetica. Lì c'è anche la difficoltà di seguire attentamente, quindi di capire esattamente i temi, le parole. Qua magari è più semplice perché è più musicale, però più semplice è giusto per dircela così, perché per chi non ha questa sensibilità c'è bisogno di ricostruirla o di costruirla per la prima volta. Quello che hai detto sulla durata, sulle 3 ore, noi abbiamo sempre questo dubbio. Molti dicono 3 ore sono troppe, dovreste un pochino tagliare perché 3 ore, nessuno rimane 3 ore lì ad ascoltarvi. Però c'è il discorso degli appassionati, se tu tagli qualche canto, se tu dimezzi la serata... Quel pubblico che c'è se ne va perché aspetta magari proprio... quei pochi appassionati, certo. Capito? Questo è il discorso. Bene, io spero che questa sia stata solo la prima di tante occasioni nelle quali stare insieme per approfondire i temi di cui voi siete protagonisti, portavoce. Io ne approfitto ringraziando voi per la vostra presenza e anche per l'aiuto che ci avete dato a costruire questa trasmissione, per ringraziare anche tutti gli altri ospiti che in queste monografie ci hanno permesso di costruirle con lunghe chiacchierate al telefono, con la loro disponibilità ad essere qui e anche a raccontare alla gente la loro esperienza, le loro ricerche preziosissime in questa Sardegna che in questo momento ha veramente pochi studiosi che si occupano delle nostre espressioni musicali e tradizionali. Quindi grazie veramente a tutti, grazie al pubblico che ci ha seguito in questa lunga edizione di Sardegna Canta, che si conclude un po' prima delle altre. Speriamo di rivederci nelle piazze, come sempre nelle vostre piazze, nei vostri paesi, per poi ritrovarci l'anno prossimo, anzi nella stagione autunnale, con una nuovissima edizione tutta quanta, chi lo sa, non sappiamo come, dateci qualche suggerimento voi. Grazie e buonanotte.